Buongiorno e benvenuti a TG Sicilia, questi titoli del nostro telegiornale del mattino. Fine settimana da Bollino Rosso in Sicilia arriva Caronte, già all'opera i volontari della Croce Rossa per assistere anziani, ammalati e fragili. Sul fronte sicurezza la Regione approva il nuovo piano antincendi. In 6 mesi i flussi migratori nel Mediterraneo centrale aumentati del 140%. A Catania parla il direttore esecutivo di Frontex, fa un bilancio delle attività dell'agenzia. Dice: siamo qui per cooperare nel salvataggio di vite umane. Carambola mortale sull'autostrada A20 all'altezza della galleria Telegrafo. 2 persone sono morte e altre 4 sono rimaste ferite. 2 vittime non avevano la patente. Il Liotro torna a Piazza Duomo a Catania dopo un restauro durato qualche mese. Davanti a turisti e curiosi è stato svelato il monumento simbolo della città. Calciomercato, primo acquisto ufficiale del nuovo Catania di Luca Tabbiani. In rosso-azzurro arriva l'attaccante Chirico. Ancora buongiorno e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Apriamo il nostro telegiornale di oggi con il meteo, il caldo. Si attende un fine settimana da bollino rosso in alcune città siciliane, alte temperature che mettono a rischio la salute di anziani e fragili, che però oggi possono anche rivolgersi alla Croce Rossa. Intanto la Giunta regionale ha approvato il nuovo piano antincendi sul fronte della sicurezza. Ce ne parla Simona Mazzone. Arriva Caronte in Sicilia e con l'anticiclone africano le temperature toccheranno i 40 gradi su molte città tra sabato e domenica. Nell'entroterra si sfioreranno i 50 gradi, tanto che il fine settimana è da bollino rosso a Catania e Messina. Domenica si aggiungerà anche Palermo. Queste condizioni climatiche, che perdureranno per le prossime 2 settimane, possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione, soprattutto per anziani e fragili, e la Croce Rossa ricorda il numero 1520 per consigli e supporto. Il numero di pubbliche utilità 1520, che è attivo tutto l'anno H24, 7 giorni su 7, in questo particolare periodo dell'anno sta ricevendo numerose telefonate da parte delle persone anziane che maggiormente sono sofferenti di questo clima così torrido, quindi si rivolgono a Croce Rossa per avere dei consigli anche semplici o ci consentono di intercettare anche dei bisogni banali, e noi molto spesso siamo anche in grado di offrirgli, tramite la nostra rete di volontariato, anche un po' di compagnia a domicilio o di telecompagnia che gestiamo direttamente dalla centrale. Allerta caldo fa rima con incendi boschivi. Nel pomeriggio un vasto incendio in zona Paternò. Le fiamme hanno coinvolto un casolare e la zona alberata, che si estende su 4 ettari di terreno. Sono intervenuti i vigili del fuoco e sono numerosi i roghi divampati già dall'inizio della stagione, sia spontanei che dolosi. In questo senso la Giunta Schifani ha approvato il nuovo piano antincendio per il triennio 2023-2025. Arrivano nuove tecnologie satellitari e grazie alla stipula di un contratto lo scorso dicembre da parte del governo sono stati acquistati 120 nuovi mezzi, 12 dei quali verranno consegnati entro questo mese. Adesso cambiamo argomento. Il direttore esecutivo di Frontex, Hans Leitens, è stato a Catania, al porto, dove ha tracciato un bilancio delle attività dell'agenzia. La rotta del Mediterraneo è stata la principale e segna un incremento dei flussi migratori del 140% rispetto allo scorso anno. È andata per noi Emanuela Corsi. Da 2 giorni in Italia per affrontare i temi della criminalità transfrontaliera e del sostegno alle operazioni di salvataggio in mare. Hans Leitens, direttore esecutivo di Frontex, oggi al porto di Catania, sottolinea il ruolo e l'impegno dell'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera nel supportare gli Stati membri, soprattutto l'Italia, nella protezione dei confini. The European border and also in saving lives. Secondo il bollettino di Frontex, in Italia gli arrivi di migranti nei primi 6 mesi sono aumentati del 140% rispetto allo scorso anno. Il Mediterraneo centrale rimane la principale rotta migratoria. Il numero di rilevamenti è salito a più di 65.000, il dato più alto su questa rotta dal 2017. L'Italia sta affrontando una grande sfida in termini di flussi migratori che stanno aumentando sia nel Mediterraneo centrale che nel Mediterraneo dell'Est, dalla Turchia sino alla Grecia e poi in Italia. Penso che sia importante dimostrare che siamo qui a proteggere le nostre frontiere, ma anche per salvare vite. Leitens, dopo l'incontro a Roma al Ministero dell'Interno, parla inoltre dei rapporti con il nostro paese e sottolinea:
Penso che la cooperazione con l'Italia in realtà sia molto buona. Very well, actually. Tragico incidente sull'autostrada Messina-Palermo, subito dopo la galleria Telegrafo in direzione del capoluogo, 3 auto coinvolte, 2 morti, 3 feriti. Pensate, delle 2 vittime, entrambe avevano la patente, uno sospesa e l'altra revocata. Ce ne parla Francesco Triolo. Che quello sia un tratto pericolosissimo è noto a tutti. Sulla 20, l'autostrada Messina-Palermo, la galleria Telegrafo è considerata una trappola in cui prestare la massima attenzione. Si procede ad una corsia, ancora, dopo l'incendio che portò anche alla chiusura dell'autostrada lo scorso dicembre, con dei birilli a protezione. Questa notte l'ennesima tragedia. Era appena trascorsa l'1:30 quando una carambola di auto ha scatenato l'inferno all'altezza del viadotto Giudici, in direzione Palermo. Il bilancio complessivo è di 2 morti e 3 feriti, 2 dei quali trasportati in ospedale in codice rosso. I morti sono Maurizio Costanzo, 30 anni, di Messina, che si trovava alla guida della prima auto, e Fabio Materia, 46 anni, di Barcellona Pozzo di Gotto, conducente della terza auto, su cui viaggiava anche la compagna, rimasta ferita. A bordo della seconda auto, una BMW, invece, una famiglia, padre, madre e il figlio. Secondo i primi accertamenti, una delle vittime aveva la patente sospesa e l'altro revocata. Il traffico in autostrada è rimasto bloccato sino alle 3:30 quando la polizia stradale di Messina ha deciso di chiudere il tratto interessato, facendo tornare indietro le auto in contromano e riaprendolo soltanto dopo le 8 della mattina. Questo anche per consentire l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno attivato delle squadre dal distaccamento nord e che, dopo l'autorizzazione del magistrato, hanno estratto da 2 dei 3 veicoli coinvolti i corpi e successivamente hanno provveduto a mettere in sicurezza le vetture e l'area interessata dall'incidente. Secondo una prima ricostruzione, la prima auto, un Audi, avrebbe urtato il guardrail e si sarebbe cappottata, vedendo poi centrare in pieno dalla seconda e dalla terza vettura, un'altra Audi, che non sono riuscite ad evitarla. Le vittime sono i 2 conducenti della prima e della terza auto. L'incidente ripropone ancora una volta il tema della sicurezza sulle autostrade siciliane, in particolar modo la Messina-Palermo e la Messina-Catania, dove sono diversi cantieri in atto con pericolosi restringimenti di carreggiata. Adesso parliamo del caso di Emanuele Scieri. Finalmente la verità, dopo 24 anni, emerge da una sentenza di condanna di 2 ex caporali della Folgore, condannati appunto a 26 e 18 anni per omicidio volontario. A TG Sicilia ha parlato il fratello di Emanuele Scieri, Francesco, dice: finalmente è stata scritta la verità su questa vicenda che riguarda mio fratello. Sentiamo. Lele Scieri, 26 anni, non cadde da solo dalla torre di lancio della caserma Gamerra di Pisa. Quella terribile notte del 16 agosto del 1999 il paracadutista di leva fu ucciso. La sentenza della Corte d'Assise di Pisa arriva a 24 anni e condanna per omicidio volontario in concorso 2 ex caporali della brigata Folgore, Alessandro Panella e Luigi Zabara, a 26 anni e 18 anni di reclusione. Un verdetto accolto tra le lacrime del fratello Francesco Scieri. La madre, Isabella Guarino, non era in aula. Questo restituisce anche la parola verità. La verità su quello che è successo quella tragica notte del 13 agosto del 99, dove mio fratello ha perso la vita in caserma per opera di questi 2 ex caporali. Sicuramente è una tappa importante, ma non è ancora la parola fine. Verità che hanno cercato senza sosta i familiari. Il padre di Emanuele, Corrado, scomparso nel 2011, era convinto che fosse stato aggredito e che non si è potuto difendere da chi lo ha circondato. Ha lottato con la sua famiglia piegata dal dolore, ma forte in questi anni contro i muri di gomma che volevano mettere a tacere anche sulla dinamica di quello che era realmente successo. L'ex parà fu vittima di atti di nonnismo. Cercò di sfuggire alle angherie dei 2 ex caporali che lo avrebbero picchiato anche dopo che lui era salito sulla torretta, facendolo precipitare. Il giovane parà restò agonizzante a terra fino alla morte. Solo dopo 3 giorni fu ritrovato il suo corpo. Secondo la ricostruzione fatta dall'accusa, Zabara e Panella erano assieme a un terzo commilitone, Andrea Antico, assolto nel novembre di 2 anni fa con rito abbreviato. A dare input alle indagini anche la commissione parlamentare d'inchiesta che aveva stabilito che Scieri non si era suicidato.
Subito dopo, nel 2018, riaprì le indagini l'ex procuratore capo di Pisa, Alessandro Crini, che adesso, all'arrivo della sentenza, dice: è stata data una risposta a una famiglia che chiedeva giustizia. Occorreva fare qualche approfondimento in più sulla vicenda. A Catania l'amministrazione comunale, in difesa del decoro urbano, emette un'ordinanza firmata dal sindaco per punire chi sporca, chi imbratta, chi occupa impropriamente spazi pubblici e privati, soprattutto nel centro storico. Pensate, multe fino a 100 euro per i responsabili. Ce ne parla Orazio Longo. Lotta a chi sporca, a chiunque metta in atto comportamenti in contrasto col decoro, con la vivibilità, con la decenza urbana, come ad esempio l'occupazione impropria di spazi pubblici e privati, di beni monumentali e di arredi urbani. 100 euro di multa per chi imbratta con spray o vernici. È quanto stabilisce un'ordinanza del sindaco di Catania Enrico Trantino a garanzia della vivibilità urbana e della percezione di sicurezza nella città, sotto attenzione in particolare il centro storico. In base a questa iniziativa non si potrà stazionare nelle zone interessate dalla movida consumando bevande alcoliche al di fuori delle aree di pertinenza dei pubblici esercizi autorizzati, emettendo schiamazzi e creando molestie agli altri avventori. Una risposta anche alle numerose richieste dei residenti che in diverse occasioni si erano lamentati della invivibilità in alcune zone della città, soprattutto a tarda sera. Purtroppo alcune condotte si ripetono, ha spiegato il sindaco Trantino. Abbiamo pensato allora a un'ordinanza sindacale per arginare i fenomeni che sono in contrasto con la vocazione turistica della città e il suo patrimonio storico. Con un'altra ordinanza è stata vietata dopo le ore 21 la vendita di bevande alcoliche da asporto in contenitori di vetro e lattine. Il TAR di Catania ha annullato la revoca dell'affidamento della gestione del servizio del Palacongressi a Taormina ad Aditus SRL, una scelta quest'ultima voluta dal sindaco Cateno De Luca. Il Tribunale amministrativo dunque ha dato ragione alla società che aveva vinto una gara d'appalto e poi si era vista costretta a restituire il possesso della struttura congressuale al comune. Lo stabile al momento è chiuso per consentire le verifiche di vulnerabilità sismica per il Tribunale. Comunque l'agibilità era in vigore fino alla fine dell'anno. Secondo il TAR dunque la mancanza di quella certificazione non è stata considerata essenziale per la revoca del pubblico incanto. E restiamo a Catania, dove è stato svelato il liotro, la statua simbolo della città di Catania, la statua dell'elefante, che ha visto un restauro durato qualche mese. Durante la cerimonia, alla presenza dei turisti che transitavano in Piazza Duomo, c'erano ovviamente tutte le istituzioni. Vediamo. Piazza Duomo a Catania si sveglia così, ultimi ritocchi per la cerimonia prevista per metà mattina. Dell'elefante si vede solo la proboscide, ma curiosi e turisti sono in attesa che venga tolto il velo. Cosa aspettate? Di vedere un bel restauro. Dei miglioramenti. Pronti per immortalare? Siamo qui per questo. Siamo in attesa dell'elefante, siamo appena arrivati. Sindaco, torna l'elefante a Catania. Diciamo che ogni città si riflette nella sua memoria e l'elefante è un punto certo. Non avrei pensato quanto potesse mancare il nostro liotro ai catanesi se non avessi colto le richieste pressanti. Ma quando è che scumigliamo? Il liotro, come viene da tutti riconosciuto, l'elefante di Piazza Duomo, è il monumento simbolo di Catania, con la sua fontana alla base dell'apparato marmoreo, ora completamente rigenerato. I lavori di restauro erano iniziati lo scorso aprile, oggi la consegna, ed ecco la differenza tra prima e dopo. Sono state analizzate le tipologie di marmi, il grado di degrado dei marmi, una sfida grossa che abbiamo affrontato, l'abbiamo risolto e siamo riusciti a ripristinare l'impianto idrico. Il prossimo intervento di immediata esecuzione sarà quello del rifacimento della pavimentazione, che faremo sempre in house, sempre sotto l'alta sorveglianza della sovrintendenza di Catania. I lavori di restauro sono stati finanziati con la tassa di soggiorno, ma non solo Piazza Duomo. Interventi di riqualificazione sono in programma infatti da lunedì prossimo, come annunciato dall'assessore alle manutenzioni Petralia, per la pulizia delle caditoie e dei tombini in città. E adesso andiamo a Siracusa, dove per un giorno il piccolo ma affascinante tempio di Zeus è stato aperto al pubblico. 2 colonne, tutta l'area da scoprire. La particolarità di questa visita era che all'interno del tempio
a mostrarne e a spiegarne le bellezze non c'erano le guide turistiche ma gli archeologi. Vedete il servizio di Eva Spampinato. Perché anche durante la nostra attività di pulizia abbiamo notato che c'è una differenza tra questo tipologia di calcare e quello che abbiamo trovato ad esempio al di fuori. Non sono semplici guide turistiche, ma molto di più. Loro sono gli archeologi della missione congiunta Parco Archeologico di Siracusa Università Federico II di Napoli, che stanno lavorando qui nei resti del piccolo ma affascinante tempio di Zeus Olimpio, conosciuto anche come Due Colonne, a qualche chilometro dal centro di Siracusa. Un sito solitamente chiuso che ha aperto le porte per un giorno ai visitatori con la presenza degli studiosi di archeologia. Tutta questa attività di studio e di indagini indirette sono anche propedeutiche anche ai lavori che necessariamente devono essere fatti per rendere fruibile il sito. Il caldo non ha fermato l'afflusso di turisti e appassionati di storia. Ne valeva la pena venire per vedere il Tempio di Zeus. È da molti anni che volevo farlo. Poi abbiamo nostra figlia che fa parte del gruppo di lavoro, quindi un motivo in più per esserci, perché sono cose che fanno bene all'uomo in generale. Non siamo mai riusciti a vederlo dal vivo, almeno da così vicino. Quindi è bello anche sapere un po' dagli archeologi in cosa consiste il loro lavoro. Una collaborazione con l'Università Federico II di Napoli ha portato studenti ed esperti qui al lavoro con i colleghi siracusani. Ricercare e valorizzare sono le parole d'ordine. Noi stiamo lavorando per fare un nuovo rilievo del sito, per capirne la storia in età greca, ma anche quello che accade al sito in età medievale, in età moderna, fino all'età contemporanea. Un luogo scelto dai greci non a caso, nel IV secolo a.C., come oggi. Da qui si vedono le acque del Porto Grande. Il maestoso tempio adesso è quasi scomparso, la location suggestiva e il suono delle cicale però rimangono. E prima di andare in pubblicità vi ricordo che da qualche giorno potete segnalarci le cose che non vanno secondo voi o che meritano denunce attraverso la nostra rubrica Ditelo al vostro TG, mandando un messaggio al numero di WhatsApp che compare in sovraimpressione 342 745 5005. Sono arrivate, continuano ad arrivare decine, centinaia di messaggi, noi leggeremo ovviamente di volta in volta le vostre segnalazioni, ce ne occuperemo filtrandole ovviamente, ma voi continuate a scriverci, ditelo al vostro TG, il numero è 342 745 5005. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa e poi torniamo con il calcio. Bentrovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia, parliamo di calcio. Cosimo Chirico è il primo acquisto del nuovo Catania di Pelligra in questa sessione del calcio mercato estivo. Ce ne parla Angelo Gagliano. In città da qualche ora Cosimo Chirico è pronto per la nuova avventura in rosso-azzurro, corteggiato da diversi club, alcuni dei quali anche di Serie B. L'attaccante, che ha rescisso il suo contratto con il Crotone, alla fine ha preferito il club del presidente Pelligra. L'ingaggio di Chirico è il primo acquisto del Catania in vista del prossimo campionato di Serie C e rappresenta un colpo di prima fascia. La sessione estiva della campagna trasferimenti comincia dunque sotto i migliori auspici. Ultima stagione a Crotone, Chirico ha al suo attivo oltre 300 presenze in Lega Pro. Negli ultimi anni è stato sempre tra i protagonisti in tutte le squadre in cui ha giocato. Lo scorso anno ha realizzato 14 gol e 39 gare proprio con il Crotone. Adesso è pronto a dare il suo contributo alla causa rossa-azzurra. Il mercato del Catania già nelle prossime ore farà comunque registrare ulteriori nuovi ingressi. Il DS Antonello Laneri sta lavorando per assicurare a Tabbiani una rosa di alto profilo, della quale dovrebbe fare parte anche Marco Chiarella, che in Serie D lo scorso anno ha fatto molto bene ai piedi dell'Etna. L'operazione è in via di definizione. Il Pescara, vista la volontà dell'esterno d'attacco di proseguire in rosso-azzurro, è pronto ad assecondare il desiderio di Chiarella. L'ex Pordenone Roberto Zammarini è un altro obiettivo del Catania. Il 27enne centrocampista arriverebbe a parametro zero ed ha il gradimento di Tabbiani per la mediana. Sempre in mezzo al campo, il club etneo è sulle tracce di Riccardo Ladinetti, ex Cagliari e Pontedera. Il ritiro degli etnei, lo ricordiamo, scatterà fra una decina di giorni. Facile ipotizzare dunque che già nelle prossime ore saranno annunciati altri rinforzi.
Il nostro telegiornale finisce qui, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà più tardi alle 13:25 e in punto. Adesso non ci resta che salutarvi, augurarvi una buona giornata e ricordarvi che a seguire ci sarà la rassegna stampa curata oggi dalla collega Emanuela Corsi. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti.